Fin Veneto Point, si chiama così il nuovo progetto di aggiornamento messo in piedi dal comitato regionale che ha ospitato il tecnico responsabile delle squadre nazionali giovanili Walter Bolognani. Il nuoto veneto, da sempre all'avanguardia in campo nazionale, ha sentito l'esigenza di creare delle occasioni di approfondimento, di incontro, di confronto tra tecnici e con tecnici della nazionale giovanile, in questo caso come quello di oggi con Walter Bolognani. In mattinata all'interno delle piscine di Vicenza la parte pratica, con atleti di 13 e 14 anni ed atlete di 12 e 13 anni, mentre nel pomeriggio si è tenuta una riunione tecnica con gli allenatori. Dal 2007 e si fissa questa data per una convenzione, in quanto gli americani nel mondiale del 2007 uscirono con questa nuova tipologia di allenamento che produsse dei risultati eclatanti e strabiliò in vasca. Anche noi abbiamo capito e poi applicato con una certa lentezza, ma ora ci siamo anche noi, quella che è l'attività subacquea e quindi l'attività prevalentemente di gambe. Le gambe ospitano la muscolatura più importante e più grande del nostro corpo, non vedo perché non debbano essere allenate, non vedo perché non si debba operare in questa direzione e sono certo, perché oltre alle statistiche è la storia che ci dà una risposta in questa direzione, i risultati arriveranno. Ci ha dato dei consigli tecnici su anche virate, partenze, cose tecniche. Penso sia stata un'esperienza bella e sì, è stato bello anche per gli altri che sono venuti qua, che li ho trovati anche ai campionati italiani. È stato molto bello, anche faticoso a volte. È stato veramente bello stare con un allenatore di questo livello e ci ha corretto molto nelle partenze e ci è stato dietro durante l'allenamento. Il Veneto, da sempre pioniere in fatto di innovazione e successi nel panorama natatorio nazionale ed internazionale, vive un momento di forte crescita. Ne è testimonianza il grande entusiasmo con il quale atleti e tecnici hanno accolto il progetto Fin Veneto Point. Francamente anche questa occasione ci ha stupito per il livello di adesione, perché gli atleti convocati sono venuti praticamente tutti, i tecnici sono oltre 70 presenti qua oggi e quindi c'è un po' di congestione a livello organizzativo. Mi esprimevo nei confronti dei ragazzi e nei confronti dei tecnici come onorato di poter essere qui e di poter stare in un territorio che storicamente ha sempre prodotto grandissimi risultati da un punto di vista giovanile e non solo. Ricordiamoci che da Novella Calligaris in avanti, dai vari tecnici che si sono susseguiti in questa terra, molti dei quali mi hanno voluto regalare la loro presenza in questa circostanza, abbiamo avuto una fucina di produzione per il mondo acquatico che è invidiabile da parte di ogni altra regione italiana. Le piscine di Vicenza, che vantano una nutrita squadra agonistica, possono contare su di un impianto particolare. Questo diciamo che è un impianto un po' all'avanguardia nel Veneto. Vediamo alle mie spalle un cartello che evidenzia il fatto che l'acqua viene purificata con l'ozono anziché con il classico cloro, e poi la filosofia nostra è quella di aiutare sempre lo sport, di dare sempre maggior spazio allo sport, soprattutto giovanile, quindi questa per noi è una giornata estremamente importante. L'agonismo è vitale, il gruppo è di una quarantina di atleti per il nuoto, più i settori sincro e pallanuoto, e abbiamo molti ragazzi, molto entusiasmo e tecnici molto validi che oggi sono qua ad aggiornarsi.